La bara sotto una tenda bianca, circondata di palloncini bianchi e viola, e intorno centinaia di persone nel prato della Canottieri di Arolo. Funerali laici questa mattina per la 21enne Giada, trovata morta domenica mattina in un bed and breakfast di Giubiano a Varese, dopo la fuga dall'ospedale di Cittiglio nel pomeriggio precedente. Tanti l'amavano e hanno voluto ricordarla a Leggiuno, là dove aveva ottenuto importanti risultati sportivi. Nel corso della cerimonia, l'amico regista Alfonso Fossi Racusa ha ricordato anche la sua battaglia contro l'anoressia, nella quale, ha detto, aveva dimostrato tanto coraggio per affrontare un problema così grande. Particolarmente emozionante la lettura dei messaggi che la stessa Giada aveva scritto per realizzare magliette e cover con l'obiettivo di sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare, come questo: la felicità non ha peso, sì alla vita. Presenti alla cerimonia anche Franco Regioni, sindaco di Monvalle, dove Giada abitava, e Giovanni Parmigiani, primo cittadino di Leggiuno.